ha una ruota a pale, la ruota a pale riceve il moto dall'acqua, come battere il palo lo fa girare. Allora, girando quest'albero, questo ha queste ali, questa tavola qua che attraversa l'albero, sporge da una parte e dall'altra. Come gira in senso antiorario, quell'estremità batte qui, che è questa è l'estremità del maglio, e lo spinge indietro. Superato il limite dell'estremità della tavola, e non ha più sostegno il maglio e cade, cioè oscilla e batte diciamo, al battente opposto, no? Dove c'è la lana. L'albero continua a girare, secondo me questo è simmetrico, la sporge a 180 gradi, ogni giro lo fa battere 2 volte, e siccome qui pare magli ce ne sono 2, ha anche 2 traverse, questo batte diciamo a un quarto di giro rispetto a questo, perché ognuna di queste batte ogni mezzo giro, a ogni giro 2 volte, però sono sfalsati di 180 gradi, perciò quando questo sta battendo questo è sollevato, quando questo scende questo si solleva. Il principio è quello, lì è incernierato, oscilla. Serramare, però c'era una grossa risorsa, però dopo il livello bastava mettere la nota orizzontale e ce la facevano, certo, ma c'era poco,